Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e bentornati su Rondo Total War. Finalmente una Spagna del tutto riconquistata, guardate qui, rossa, bella. Abbiamo messo dei nostri uomini della famiglia, dei nostri alleati e dei nostri vicini nelle varie città, nei vari insediamenti più importanti per controllare la zona. Adesso siamo in un controllo totale della Spagna. Qui ben 3 legioni sono pronte per risalire, fare tutta la Costa Brava per risalire fino a raggiungere i confini nord, che sono sempre quelli con un po' di diciamo pelle d'oca per quanto ci riguarda. E poi abbiamo riconquistato Petra, quindi diciamo, la ribellione che c'è stata è stata completamente sedata, la rivolta, la guerra civile. Manca solo l'ultima ostinata legione, che è la Concordialis, che si è diciamo, dopo aver conquistato Cesifonte, si è barricata all'interno, ma qui il nostro generale Appio Quinto Bestia è pronto per dare il colpo di grazia, di mettere i uomini in sacco e terminare così la ribellione che ha veramente preoccupato Roma ad un certo punto. Qui al nord c'è stata una serie di liberazioni di città, come vedete, 1, 2, 3. Questo è molto molto positivo per Roma, che sono comunque alleate romane. Adesso andremo alla conquista di Gabata e poi pian piano scenderemo e ci uniremo con queste 2 legioni che sono qui, insomma, a tenere i confini in maniera anche isolata, ecco, insomma, non è un compito semplice. Dalla parte sud la Partia sta soffrendo tantissimo perché abbiamo liberato anche delle popolazioni che adesso la stanno continuamente incalzando. Io sono contentissimo. Nel frattempo la parte ha radunato qui il suo consiglio di guerra con le sue legioni e probabilmente starà pensando alla prossima mossa. Noi qui siamo indifesi, qua siamo completamente indifesi, perciò non benissimo. Qui invece c'è il generale sempre pronto all'attacco di quest'altra armata, ma come vedete, adesso ve la mostro, eccola qua, ma loro non ci cascano, probabilmente sanno della nostra presenza. Bah, chi può dirlo? Chi può dirlo? Allora, nel dubbio io intanto, prima di concludere il turno, perché ormai siamo a posto, volevo mandare la mia spia in giro per vedere se c'era qualche cosa in più da recuperare, ma non penso. Ok, qua mi si è mostrata la città, però secondo me questi faranno una brutta fine assoggettati a Roma. Andiamo avanti con la fine del turno e bentornati signori, bentornati sempre su Rondo Total War con la Divided Impera, giocato in modalità storica dal vostro Lord Perso. Allora, qui ci chiede un'alleanza militare, sono sempre loro, io la nego tutte le volte perché lo sapete, non mi interessa. Abbiamo sempre ovviamente Rodi che ci rompe le scatole. Qui ci sono un po' di minacce varie a nord. Ok, hanno preso le loro decisioni, adesso si stanno muovendo, speriamo non contro di noi. Cioè, sicuramente contro di noi, ovviamente, perché sono i parti, però non nell'immediato, ecco. Dobbiamo prima conquistare la città, l'ultimo baluardo della rivolta, della guerra civile. Ok, vogliono la sortita, pensano di vincere, vediamo. Hanno sicuramente l'artiglieria, ma noi ne abbiamo altrettanta. Questa sarà sicuramente una battaglia bellissima da giocare e quindi andiamo sul campo, signori. Noi abbiamo più cavalleria, ma loro hanno più unità, ma noi abbiamo più artiglieria. Quindi, ragazzi,
Ce la giochiamo sul filo del rasoio. Una sortita, quindi siamo in campo aperto, c'è tanta vegetazione, questo ci può aiutare, ma ci può anche danneggiare parecchio. Ok, ci siamo. Ragazzi, la situazione non è delle migliori. Qui c'è un promontorio un po' più alto. Io qui piazzerei le mie due artiglierie. Assolutamente. Le portiamo leggermente sotto, in modo tale da avere un ampio tiro in questa direzione. E l'altra la mettiamo qui. Ma qui è un'ottima apertura. Chiaro, se arrivassero da qui non le potrei difendere con la mia, con le mie difese, però magari le mettiamo un po' più su in cima, dai. Un po' più così, in modo tale da avere una difesa maggiore. Perfetto. E adesso ci muoviamo di conseguenza. Ok, uno schiocco di dita per voi. Ha fatto spostare tutte le nostre truppe subitissimo. L'idea è questa: cerchiamo di mantenere queste due, appunto, come ci siamo detti, sulla collina. Poi sposteremo nel caso. Magari le faccio avanzare leggermente queste, giusto per avere l'apertura bella, il campo bello aperto. Queste saranno di difesa delle nostre truppe. Qui c'è il generale e qui ci sarà invece il grosso dell'esercito. 1, 2, 3 gli uomini della corte legionaria saranno in posizione avanzata rispetto alle corti d'aquili che rimangono dietro, e subito dietro ci sarà anche tutto il tiro. Quindi questa è la mia battaglia, voglio giocarla in questo modo. Spostiamo subito la cavalleria. Loro devono farsi un bel giro. Voi fermi, non tirate. Va bene, fatevi leggermente avanti per favore. Ok, e anche voi avanti, grazie. Spero non arrivino alle nostre spalle, ma non credo. Ok, eccoli qua. Ok, dobbiamo sfruttare questa cosa, indubbiamente. Indubbiamente, scusate per i movimenti di camera. Loro vogliono attaccarci? No, stanno aspettando. Ok, sì, adesso sono in arrivo. Come colpiscono questi? Con cosa? Ah, con l'artiglieria, ragazzi. Dobbiamo andare a prendere l'artiglieria. L'artiglieria che è rimasta qui sembrerebbe incustodita. Colpo. Strage, strage, strage. Aia, aia. Cerchiamo di dividere la cavalleria. Questi devono andare dritti. Aia, aia, aia. Dividiamo la cavalleria il più possibile. Wow, ragazzi, che botta. Che botta. Ok, scusate, tiro pronto. Ok, sono entrati adesso nel range. Ok, fuoco, ragazzi. E fuoco anche qua. Concentriamo il fuoco su questi. Ok, forza. Adesso avvicinatevi con la cavalleria, ragazzi. Che batoste. Cavalleria nostra messa malissimo. L'artiglieria, frecce addirittura. Mamma mia, un disastro. Ora li abbiamo, benissimo, li abbiamo diciamo caricati. Ottimo. Però che botte, ragazzi. Mamma mia, loro dovrebbero avere ancora un'artiglieria. Ok, da questo lato. Da questo lato, che non sembra pericoloso nei nostri confronti. Ragazzi, fateli fuori, mi raccomando, fateli fuori. Non è che questa punta al generale, no, che non lo vede ancora il generale. Ok, qui spostiamoci da questo lato, andiamo a intercettarli. Ok, ci sta, l'artiglieria è concentrata qui, va bene. Ok, ci stanno colpendo. Ok, artiglieria adesso sulla cavalleria, per favore. Per favore, voi in posizione avanzata dovete fermarli. Ok, ok, perfetto, li stiamo falciando. Ok, ragazzi, qua adesso. Qua. Mamma mia, la mia cavalleria sta soffrendo tantissimo. Attenzione. Ok, qui c'è stato lo scontro. Ok. Sì, ma ragazzi, ma dovete fermarli, però non dovete... Ok, non dovete farli passare, grazie, Ok, dai. Fuori questi. Fuori qua, anzi, voi qui, per favore, anche voi. Ok, c'è lo scontro.
Intanto la cavalleria si sta spostando. Mamma mia, messi malissimo le cavallerie. Vediamo di prendere almeno questi. Non lo so, non lo so. Dai, si è ripresa. Ok. Primo impatto, perfetto. Se la danno alla fuga. Ma attenzione, perché qua potrebbe essere problematico. Ok. È arrivata la cavalleria. Cerchiamo di andare contro la cavalleria. Ok. Attenzione. Iniziamo a fare dei bellissimi quadrati. Attenzione, che non mi piace tanto questa cosa della cavalleria. Qua, ragazzi, forza. Non lo so, non lo so. Tanto qui pushiamo il più possibile. Cavalleria completamente andata. Vabbè, non sono riuscito a gestire la cavalleria, ragazzi. Ai ai ai. Ci troviamo senza una cavalleria. Qui, attenzione, la cavalleria loro punta. Ah, non sono riuscito a bloccarli. Che altra unità ho selezionato io? No. Non so che altra unità stia selezionando, però per ora siamo messi abbastanza bene. Ok, ho finito il tiro. Andiamo avanti. Non lo so, non lo so, ragazzi. Non lo so se riusciamo a vincere. Non lo so. Intanto abbiamo finito anche il tiro, ragazzi. Vediamo se qua. Forse abbiamo finito, ma perché ci hanno spostato da qui. Forza, forza. Attenzione. Forza, ragazzi. Cavalleria si è ripresa. Ottimo. Ottimo. Allora è il momento adesso di andare all'attacco ancora. Si è ripresa. Bene, qui abbiamo incrociato gli arcieri. Ottimo, qui è una corsa. Ah, ma aspettate, ho il generale. Allora, torniamo qui con il generale. Ok, qui si sono ripresi. Tirate su qua, per favore. Anche qui si sono riprese. Forza. Forza, forza. Di qua. Diamo una mano a questi, a prenderli di sorpresa. Ok, tirate. Ottimo, stanno tirando i miei. Ottimo. Forza, ci sono questi che sono bloccati. Non riesco a capire per quale motivo. Sono completamente bloccati. Vabbè, si sono buggati ancora. È già la seconda volta che mi capita questa cosa, ragazzi. Qui c'è ancora altra artiglieria. Mamma mia, devastante. Ah, gli scorpioni, tra l'altro. No, dai, cede. Mamma mia, la cavalleria cede. Devo andare col generale. Dov'è il generale? Ok, qui il generale. Ok, ragazzi. Allora, facciamo il giro e andiamo a prendere le artiglierie, perché se non vado col generale è un problema. Stanno arrivando. Qua, ragazzi, tirate su questi. Voi giratevi. Voi invece. Ok, voi due qua così, per favore. Ok, tutti gli altri contro, forza. Qui questa corte non risponde, cacchio. Poi tra l'altro tra tutte le unità è proprio le corti. Vabbè. Di qua. Forza, scendete. Ok, il generale. Ok, sta arrivando. Fate il giro, per favore. Ok, questi li abbiamo fatti fuori. Dove sono gli scorpioni? Ragazzi, cardiopalma. Cerchiamo di tirare non sui nostri. Se riusciamo, perché... Ah, abbiamo quasi finito il tiro. Tiro di precisione da parte nostra. Incredibile. Forza, forza. Dai, dai. Madonna, che tiro di precisione da parte del nostro tiro. Ok, questi scorpioni. Ritiratevi. E a breve anche questi. Mamma mia, che tiro di precisione. Ok. Vai, puoi intervenire in battaglia. Niente, questi non si sbloccano. Niente, non si sbloccano. Attenzione, intercettato
il intercettati dalla cavalleria, ma noi continuiamo a pushare. 27 contro 67 però, eh. No, allora facciamo un generale contro generale. Dovremmo vincerla. Anche se siamo messi così così. Potenziamoci. Wow. Porca miseria, quanto sono forti. Allora, andiamocene via. Perché lui come generale è più forte di noi. Andiamo, forza. Ok, qui abbiamo vinto. Allora, se il generale... No, niente, torniamocene via. Andiamocene via, perché il generale avversario ci sta massacrando. Massacrando è dir poco. Piuttosto andiamo a prenderci questi, allora. Oh, ragazzi, il generale avversario ci sta maciullando. Mamma mia, ma che cavolo è il generale avversario, ragazzi? Mamma mia. Ok, noi intanto stiamo pushando. A questo punto mandiamo lui qua, a questo punto. Mamma mia, guardate il generale nemico. Cosa ha combinato? Massacriamoli il più possibile. Questi li portiamo proprio dietro. Ok, ok, ci siamo salvati. Forse. Mamma mia, il generale da solo mi ha falciato completamente tutta l'unità di cavalleria. Mettiamoci assolutamente dietro. Mamma mia, devastante. Andiamo contro il generale. Forza. Ok, sembrerebbe che siamo in un buon momento di push, ma... Ok, il generale si ritira. Ci consente di rinforzare i nostri. Ok, loro iniziano a cedere. Hanno visto probabilmente la ritirata del generale. Portiamo avanti queste a questo punto, perché tanto non riescono a combattere, quindi è che... Ok, qui ho visto un'arretrata. Ok. Usiamo come carne da macello, mi spiace, ma d'altronde. Ok, qui sono collassati. Il mio generale, veramente. Tutti collassati. Tutti collassati. Ok, ragazzi, è il momento di spingere. È il momento di spingere, forza. È il momento di spingere. Tutti in avanti. Ok, perfetto, sono collassati. Manderei avanti il mio generale, ma so già che me lo fanno fuori. Andiamo su raduna, signori, perché non so... bianchi, tutti bianchi, tutti bianchi, tutti bianchi. Il generale Codardo scappa. E la vittoria, signori, è in tasca. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato, signori? Cosa abbiamo rischiato? Se ci crepava il generale, probabilmente... sarebbe stato un colpo durissimo, durissimo per noi. Ragazzi, 1000 perdite per noi, 2000 per loro. Sta molto combattuta. Devo dire che la nostra cavalleria è proprio decimata, proprio alla grande. Alla grande. Alla grande. Beh, è andata bene, alla fine abbiamo perso tanti uomini, ma molti erano di cavalleria, Molti erano di cavalleria, guardate loro. Wow, loro completamente massacrati. Si sono dati la fuga anche gli scorpioni. Allora, romani ribelli non hanno posto nella nuova repubblica, perciò, anche se però sono figli di Roma. Clemenza. Schiavitù no. Clemenza o salvezza. Allora, c'è sempre posto per fedeli legionari nelle schiere della repubblica. Dimostriamogli che siamo migliori. Perfetto, signori. Speriamo che si siano uniti a noi. È morto un politico. Conflitto degli ordini. Si dice che il senatore Patrizio sia solito mettere le mani nelle casse della città. Dobbiamo agire velocemente. Approfondisci le indagini, rifiuta le accuse o parla a favore del senatore. Probabilmente
Il senatore è nostro parente, perciò rifiuto le accuse. Ok, banditismo, grado aumentato del patrizio. Ok, va bene, quello di Mediolanum. Diamogli assolutamente ordine pubblico. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Sì, banditismo, assolutamente. Meno costi di arruolamento. Beh, ci potrebbe stare. Vediamo cosa possiamo dargli poi. Stimolo commerciale. A Mediolanum no, però turno di crescita non sarebbe male. Questo è più sulle unità che onestamente non mi interessano. Diamogli questo qua, più crescita locale. Ottimo signori, ottimo, ottimo, ottimo. Qui siamo in una botte di ferro, signori. E adesso con la legione all'interno decimata, è rimasto solo il generale, il nostro Rex. Farà una brutta fine. Ovviamente uniamo qualche reparto perché sennò facciamo anche noi una brutta fine. Cavalleria sì, va bene così. Qui li uniamo. Mi è rimasta da sola. Vabbè. La teniamo così, probabilmente morirà, ma pace amen. Ormai la cavolata l'ho fatta. Siamo a 90.000 di denaro, signori. Però attacchiamo, abbiamo anche la testuggine a difesa, loro non hanno neanche più nessuna roba. Andiamo in modalità protezione, entriamo e terminiamo finalmente la ribellione nei confronti della Repubblica. Perfetto, occupiamo. È morto Rex, il nostro generale, uno dei generali più fidati, che però non è bastata la sua fiducia. Sono veramente molto contento di ciò. Bene ragazzi. Bene, vediamo adesso come migliorare la legione. Vediamo se c'è qualcosa che mi aumenta un po'. Ok, capacità qui della battaglia. Qua, capacità di movimento. Ok, perfetto. Abbiamo recuperato, siamo in ottime mani. E signori, guardate, dall'alto Roma è tutta unita. Da est a ovest Roma c'è. Roma c'è, signori. Non più serpi all'interno del Parlamento. Non più serpi. Ok, adesso qui abbiamo la possibilità di recuperare tantissime unità che ci servono per la difesa. Guardate, qui addirittura la cavalleria abbiamo. E una macchina d'assedio che è uno scorpione. Allora, sarei interessato anche a prendere qualche peregrino con il tiro, perché sono interessanti. Però andiamo a prenderci prima le 3 cavallerie e vediamo. Aspettiamo il prossimo turno per vedere cosa ci sblocca qua, perché l'artiglieria vorrei prenderla potenziata. Noi ragazzi sono contento, vi dico la verità. Potremmo anche abbandonare gli insediamenti Cesifonte e spostarci verso Atra per difendere queste zone, perché abbiamo visto che qua la situa non è delle migliori. Anzi, fatemi vedere queste nuvole maledette, se c'è qualcosa qua. No. Allora andiamo a sabotare. No, non so cosa ho fatto. Vabbè, ho cliccato, pace amen, vedremo. Ok, era un sabotaggio militare, va bene così. Qui è stato lasciato la cittadina da sola. Non so gli altri dove siano andati. Non so se siano andati a nord. Non so. O se siano questi. Può essere che siano questi, Può darsi. Può darsi che si stiano ritirando e allora Roma in questo caso avanza. Ok, 75. Vabbè, dai, facciamolo. Perché è inutile attaccare a farvi vedere un altro episodio di attacco di Artaxa. Direi che siamo Madonna, però non si può perdere così tante truppe, ragazzi. Vabbè. Radiamolo al suolo. E adesso è diventata provincia romana. Ok, tra l'altro ha l'oro, wow. Questo non l'avevo visto, ha l'oro. Tanta roba. Facciamo un'officina ad Artaxa. Tigrano Certa è l'altra. Ad Artaxa io farei un'officina. E poi farei magari ma sì, del cibo. Facciamola un po' agricola questa cittadina qua.
Intanto potenziamo i vari componenti qui, che fa sempre bene. Allora, potremmo, allora a questo punto, visto che la via di rifornimento a Mizketa è tagliata via, perché di fatto ora loro possono rifornirsi solo andando da questa parte, io direi che Mizketa è nostra. È nostra. Qui facciamo l'insediamento mercantile e qui facciamo un altare di Vulcano. No, scusate, un altare di Vulcano no. Di Mercurio no, di Nettuno, che ci dà anche ordine pubblico. Facciamo così. E a questo punto attacchiamo anche Mischeta. La teniamo però un attimo così per essere sicuri di prenderla senza dissanguarci. Qui questa legione dovrebbe, uso il condizionale, mantenere il controllo. Qui ci togliamo così. Ok, facciamo questo. Lo sapevo che rimaneva la cavalleria, maledetta lei da sola. Non posso neanche comprarla. Ottimo. Bella cavolata. Va bene. Qui invece stiamo andando avanti. Questi ci bloccano, guardate, eh. Guardate che non ci fanno passare. Non ci fanno passare. Vabbè, facciamo il giro. Prossimo turno ci prendiamo anche Gabata. Prossimo turno ci prendiamo anche Gabata. E Roma sempre, mamma mia, ormai completamente ha invaso completamente il territorio nemici. Nemici che si sentiranno strangolati dalla presenza romana. Bene, sono contentissimo. Bene, bene, bene. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Spingiamo in su automaticamente, cioè automaticamente, noi le legioni, perché ho paura sempre che si incastrino l'una con l'altra. Questa va nel Vesonto. E tra l'altro è arrivato l'inverno, sì, si vede infatti che c'è neve a nord, intensa. Questa facciamo fermare un attimo Massilia, per recuperare un attimo, e tu vai invece a Mediolanum. Mediolanum perché hai bisogno di un'artiglieria come si deve, anzi ti rimuovo già io l'artiglieria. Non lo so però perché questa qua alla fine d'attacco tanto, ci sono questi soldati romani che sono molto d'attacco. Non lo so se è il caso, infatti presentano anche pochissima cavalleria. Magari, non lo so, non lo so. Potrebbe essere buono rimuovere uno di questi e magari uno di questi mettergli dentro dell'artiglieria. Almeno una, perlomeno. Visto che sono abbastanza stazionari. Ok, andiamo a vedere intanto qui come va avanti la cosa. Ferro o difesa. Ma io andrei più sul ferro, onestamente. La facciamo un po' più ferrata. Intanto qui abbiamo la nostra legione, ok, che è pronta, ok, va bene. 4 cavallerie, 4, 4. Queste unità qua in realtà le vorrei abolire, perché non hanno senso più di rimanere qua, onestamente. Sono troppo lente e Roma ormai va a una velocità pazzesca. Quindi siamo a 17. Io a questo punto quasi quasi gli butterei dentro una di queste, che mi piace sempre un casino. E direi che va bene così. Questa fa più danni. E anche delle munizioni. Interessante questa cavalleria iberica. Interessante. Ok, pompiamo un po' tutte le città. Qui le potremmo pompare tutta, quindi ok, andiamo a pomparle. Un po' paura per quanto riguarda, vabbè, però per quanto riguarda il grano lo facciamo qua a questo punto, così ci facciamo un po' un upgrade. Siamo scesi un po' di denaro, ma va bene, non è un problema. 16, però qui come siamo messi? 23, no dai, va abbastanza bene. Andiamo sul cibo, qui rimaniamo così.
Potenziamo anche qua. Ok. Zea, quella. Pochissimo sono. Mamma mia, sono andato a zero, me ne sono neanche accorto. Vabbè, allora io direi a questo punto. A questo punto a nord si sta mettendo bene, ragazzi, e quindi contro i parti direi che Roma ha pushato abbastanza. Vediamo un attimo se con Rodi. Figurati. A proposito, io ho una flotta qui. Due adesso in realtà. Potrei usarla per stanare un po' Rodi. Perché io, esatto, ne ho un'altra qua di flotta. Quindi potrebbe essere interessante portarla qui e attaccare la città di Rodi dal punto di vista marittimo. Quindi portiamola vicino. E vediamo un attimo. Vediamo un attimo cosa ci dà il computer. Perché io vorrei attaccare Rodi e poi liberarli. Si potrebbe anche fare. Si potrebbe anche fare. Perderemo tantissime unità. Però le vinceremo. Vittoria alta. Oppure lo teniamo bloccato. Lo teniamo bloccato. Loro possono comunque reclutare. Però non mi sembra stiano reclutando. Sì, stanno reclutando. Ottimo. Allora niente ragazzi, attacchiamo adesso direttamente e basta. Perderemo un bel po' di navi. Io attaccare onestamente non me la sento, perché sarebbe una battaglia lunghissima e anche brutta da vedere. Io preferisco piuttosto, mi faccio fuori la flotta, però vinco e la chiudiamo qua. Ok, l'abbiamo vinta, abbiamo vinto la battaglia. Loro sono stati piegati dalle forze marittime. Possiamo occupare, razziare. Guarda, sarebbe bello saccheggiare. Ah no, neanche soggiogare. Diventerebbero nostri alleati. Radio del suolo no. Io andrei a liberarli. Ok, li liberiamo. E sono nati questa fazione di Rodi strana, non l'avevo mai vista. Ok, con la quale possiamo, sono nostri alleati. Perfetto. Possiamo anche commerciare. Se ti faccio creare satapia, no, non voglio, non va bene, mi ci sta. E ti chiedo però tutto quello che hai. Ok, così rientriamo un po' di denaro. La flotta che è messa malissimo, malissimo, deve assolutamente rientrare. Questa come è messa. Vabbè, però ragazzi, non abbiamo perso neanche uno. Rientriamo assolutamente attraverso le rotte commerciali nostre. E finalmente anche Rodi l'abbiamo sistemata, perché è veramente una spina nel fianco. Ci mancano i pirati, va bene, contro di noi. Ma poi non ci manca nient'altro. Chi sono questi? Ah, interessanti. Vediamo se riusciamo a commerciare. Anche patto in un'aggressione? Ah, interessante. Quindi non sono nostri. Cioè, non so se sono stati liberati. Non so capire. Beh, comunque va bene. Tanto a me non interessa questo insediamento. Cioè, per me può benissimo rimanere così. Però devi pagare tributo a Roma. Se vuoi commerciare con Roma, devi stare alle regole di Roma. E ci stanno. Perfetto. Ottimo, guardate qua come ci vogliono bene. Incredibile, ragazzi. Non ho mai visto una partita così così ben voluta. Rodi c'è ancora. Ah, c'è la flotta qua. Fatemi vedere dove sta la flotta. Ah, vabbè, ma cioè, poca roba. Anche questi sono solo il generale, sono i fuggiaschi. Ma va che roba, stiamo guadagnando veramente un botto dal commercio, ragazzi. Un botto. Loro, scusate che qui in automatico partono via. Ottimo, 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 ragazzi. Noi con la presa di queste due città e di queste due città abbiamo concluso la campagna partica, signori. Madonna. E poi ci vorrà la campagna per prendere Egra e Carmuffa.
Quindi vuol dire che dovremmo mettere una legione a Diospolis pronta a difendere. Guarda qua, io vado ad aumentarla anche se mi costa. Però va bene così. Mamma mia ragazzi, sono veramente euforico. Sono veramente euforico ragazzi, perché siamo in una situazione di idilliaca quasi. E quasi anche a livello politico. Vediamo quanto siamo adesso. 61%. 61% ragazzi. Meno 77. Agenzia Unia è l'unica che è l'unica che mi dà corda. È l'unica, però sapete meglio di me che non possono esserci famiglie dominanti a Roma se non la nostra. Qui mi sono dimenticato ancora. Vabbè, lo andiamo a sistemare. Va bene signori, io direi che questo turno qui abbiamo già visto abbastanza, siamo già a un buon minutaggio. Grazie per essere rimasti con me e vediamo il prossimo gameplay. Grazie ancora, alla prossima.